Non ce l'ha fatta il bambino di 4 anni, figlio di una donna originaria di Lampedusa, vittima di un'infezione da enterococco che sarebbe stata contratta in ospedale. Ad Agrigento i cantieri rendono il transito veicolare un disastro. Commissione sul trasporto urbano, scoppiano le polemiche. Agrigento, Palermo, Savarino e l'assessore Falcone in cantiere per un sopralluogo. Diminuiscono i ricoveri fuori regione, adesso si può prenotare la 4ª dose vaccinale anti-Covid negli hub. A Siculiana al via con il mercato Calat e le iniziative estive. Si è concluso il master della strada degli scrittori ad Agrigento, torna il Festival del Giallo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È morto il piccolo Domenico Bandieramonte di 4 anni, finito in ospedale per un virus intestinale infettato da un batterio che gli aveva devastato tutti gli organi e provocato un edema cerebrale. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale di Taormina. Il cuoricino del piccolo lampedusano ha smesso di battere prima ancora che venissero avviate le procedure per accertare la morte cerebrale da parte dei medici dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, dove il bambino era stato trasferito dopo aver fatto la spola tra diverse strutture sanitarie di Catania e Messina. La salma del bimbo di Lampedusa è stata già sequestrata in seguito alle denunce dei genitori. La madre aveva lanciato un appello sui social chiedendo di essere aiutata e denunciando quanto accaduto. Il piccolo si era sentito male il 29 giugno. Un banale disturbo intestinale che era stato curato in un ospedale di Catania da dove era stato dimesso. Domenico però continuava ad avere disturbi e il 4 luglio, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dalla madre Ambra Cucina, gli era stato inserito un sondino nasale e da allora era iniziato l'incubo. I medici lo hanno trasferito a Messina, ha denunciato la madre, dove gli è stata riscontrata l'infezione di tutti gli organi a causa del batterio enterococco. Il piccolo ha avuto 3 arresti cardiaci e infine un edema cerebrale. La città di Agrigento, ostaggio di cantieri, buche e disservizi. Eugenio Cairone. Lavorare d'estate e intralciare la circolazione a 2 passi dalla Valle dei Templi. Una via crucis soprattutto per gli agrigentini che fanno la spola tra la città e il lido di San Leone. Parliamo dei lavori che interessano la via Luca Crescente e che dovranno proseguire fino alla casa di cura Sant'Anna, dalle parti di Porta Quinta, insomma. Figurarsi che biglietto da visita si sta preparando per i turisti. Non si tratta di lavori urgenti, ma programmati ed eseguiti in piena estate, come se nulla fosse, alla faccia del buonsenso e della civiltà. Quello che si temeva, e lo avevamo puntualmente detto, si sta verificando. Avevamo stigmatizzato la presenza degli operai in prossimità della stagione estiva con il villaggio Peruzzo nella morsa degli scavi, auspicando che gli operai lavorassero anche il sabato o di notte, come si fa altrove, dove vige sicuramente un modus operandi che rende civile una città. Speravamo che non si arrivasse oltre. Siamo invece a metà luglio e siamo nel caos totale e sembra tutto lasciato al caso, senza una guida, almeno così pare, e senza qualcuno che politicamente chieda spiegazioni sui disagi con un semaforo esasperante a 2 passi dalla Valle dei Templi. Così diventa tutto possibile e tutto lecito, perché siamo ad Agrigento, la città candidata a capitale della cultura. È stato effettuato un sopralluogo nei cantieri lungo la Agrigento-Palermo dal presidente della Commissione Territorio e Ambiente all'Assemblea regionale Giussi Savarino, dall'assessore regionale ai lavori pubblici Marco Falcone, dai sindaci interessati ANAS e le imprese al lavoro. La Savarino riferisce: abbiamo verificato in maniera operativa lo stato di avanzamento dei cantieri del tratto stradale Agrigento-Palermo. Ora che non ci sono più criticità finanziarie, pretendiamo che le tempistiche fornite da ANAS siano rispettate. In particolare ci auguriamo che il sostegno alle imprese che proviene dal decreto
decreto aiuti serva per aumentare gli operai, raddoppiare i turni di lavoro e di conseguenza ridurre i tempi di realizzazione. Torneremo i primi di settembre per un'ulteriore verifica e ci aspettiamo di trovare una situazione in cui molti cantieri siano stati liberati. I cittadini hanno diritto ad avere infrastrutture sicure e funzionanti che permettano la completa mobilità all'interno della regione. Si è svolta a Messina la riunione del Comitato Operativo Viabilità al fine di valutare la proposta avanzata dal CAS in merito alla chiusura al transito dello svincolo di Giostra per soli veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina, necessari a consentire gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo stesso. Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, ANAS, CAS e i comuni di Messina, Villafranca, Saponare e Rometta, è stato preso preliminarmente atto che i lavori da eseguire per la messa in sicurezza del manto stradale dello svincolo di Messina Giostra non sono ulteriormente procrastinabili e che gli stessi comportano la necessità di procedere alla chiusura al transito del tratto autostradale dell'A20 tra gli svincoli di Rometta e quello di Messina Boccetta. Da ciò la necessità di individuare la fascia oraria che assicuri minore impatto sulla circolazione dei mezzi pesanti e delle autovetture. Sulla base delle analisi dei transiti proposte al tavolo dalla Polizia Stradale e dal CAS e sentite altresì le valutazioni espresse dai rappresentanti dei comuni interessati dalla viabilità alternativa, è stato concordato che i lavori dovranno essere eseguiti dalle ore 6 alle ore 14 di sabato 23 luglio. In tale fascia oraria i mezzi pesanti, la cui circolazione è peraltro interdetta dalle ore 8 alle 16, ai sensi del decreto prefettizio di limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2022, verranno stoccati in autostrada, mentre autovetture e mezzi leggeri diretti a Messina dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Rometta ed utilizzare la viabilità ordinaria lungo la strada statale 113. La restrizione al transito riguarderà unicamente la direttrice Palermo-Messina, mentre nessuna limitazione interesserà il senso di marcia ad uscire da Messina in direzione Palermo. Nessuna inadempienza e criticità del trasporto urbano, replica così l'azienda Tua che gestisce il trasporto urbano ad Agrigento alle notizie dei giorni scorsi relative alla nascita di una commissione speciale di studio al Comune per valutare ulteriori proposte che possano tornare utili nella redazione del nuovo bando per l'affidamento del servizio di trasporto urbano. Il tema dibattuto in Consiglio Comunale, scrive l'azienda, ha ad oggetto un maggior numero di corse, prevedendo anche corse notturne ed estive per facilitare un maggior uso del mezzo pubblico. Allo stato l'azienda dei trasporti è vincolata alle corse stabilite nel contratto stipulato con il comune, a quelle non ad altre è tenuta ad uniformarsi. Il consigliere comunale Alongi attacca l'amministrazione Miccichè in merito alle nomine interne alla commissione speciale sul trasporto urbano. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. In una nota stampa del gruppo consiliare di Diventerà Bellissima del comune di Agrigento afferma come ci dispiace che la maggioranza abbia perso l'occasione di garantire una rappresentanza presso la commissione speciale sul rinnovo dell'appalto del trasporto urbano di tutti i gruppi che sostengono l'azione dell'amministrazione Miccichè. Ancora una volta le truppe civiche d'assalto hanno preferito mostrare i muscoli e imporre i propri candidati, e tutto questo sotto l'assordante silenzio del sindaco e del vice sindaco, che quindi si pongono come garanti di una maggioranza scomposta che si muove con atti di arroganza autoreferenziali. E questo è il commento dei consiglieri Alongi e Zicari a margine del consiglio comunale svoltosi nella giornata di ieri, mercoledì 13 luglio. Le
L'ennesima testosteronica manovra di palazzo ha peraltro privato la commissione di un valido avvocato, la collega Zicari, che avrebbe potuto fornire spunti utili rispetto alla delicata materia in oggetto. Prosegue la capogruppo Claudia Longi. Purtroppo è con rammarico che prendiamo atto di come sia venuto meno un accordo politico e che tale comportamento abbia delle refluenze su tutti gli equilibri interni alla maggioranza, aggiunge la consigliera comunale di Diventerà Bellissima Roberta Zicari. Curioso inoltre come il sindaco chiami i suoi più stretti e fidati collaboratori in consiglio solamente per mettere la firma su questi eleganti giochetti di palazzo. È un chiaro segnale di quali siano le priorità politiche di una parte di questa maggioranza, priorità delle quali noi prendiamo le distanze. È di tutta evidenza come il clima della campagna elettorale sia entrato di prepotenza in aula consiliare ad Agrigento e di come sia necessario imporre una riflessione che porti a una chiarificazione e a una crisi. Così concludono le consiglieri comunali di Diventerà Bellissima, Claudia Longi e Roberta Zicari. Vincenzo Villani Conti, infermiere all'ospedale Cannizzaro di Catania, è stato arrestato per omicidio premeditato pluriaggravato. Avrebbe ucciso 2 pazienti per vendicarsi dell'ospedale che lo aveva trasferito di reparto. Le 2 pazienti sono state uccise tra il 2020 e il 2021 con una massiccia somministrazione di benzodiazepine, specificatamente midazolam e diazepam. Le vittime sarebbero state scelte casualmente. Il movente del duplice delitto emerge dalla misura cautelare messa dal GIP di Catania. È stata quella che il giudice definisce come contingenza a far scattare l'inchiesta dopo che Villani aveva più volte fatto ricorso agli psicologi del Cannizzaro, i quali ha manifestato le sue strane valutazioni sui suoi trasferimenti. Da cui è scattata l'indagine con la riesumazione delle salme delle 2 donne morte rispettivamente il 2 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021. Dagli esami tossicologici sono emerse tracce delle benzodiazepine che di fatto hanno provocato il decesso per effetti tossici dell'apparato respiratorio. Proprio dalle cartelle cliniche delle 2 donne emergevano le controindicazioni all'utilizzo dei farmaci, le cui tracce invece erano state riscontrate. Il quadro indiziario raccolto dopo lunghe e complesse indagini condotte dagli agenti della squadra mobile catanese è stato condiviso dal sostituto procuratore Alessandra Russo e dall'aggiunto Fabio Scavone, che hanno chiesto e ottenuto dal GIP Stefano Montoneri la misura cautelare in carcere nei confronti dell'infermiere. Vincenzo Villani Conti, originario di Reggio Calabria, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Catania. Nei prossimi giorni l'interrogatorio di garanzia. Villani Conti è stato sospeso dall'ospedale che ha avviato il procedimento disciplinare previsto dalla legge. Da ieri anche in Sicilia inizia la somministrazione della 4ª dose di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità e dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 4 mesi dalla ricezione della 3ª dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo. È possibile prenotare la somministrazione in tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane sia attraverso quella della Regione Siciliana. Inoltre è possibile prenotarsi telefonando al numero verde 800 00 99 66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. È sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della testa sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell'appuntamento. È diminuito in modo consistente il numero di siciliani che negli ultimi 2 anni si è rivolto a strutture sanitarie fuori regione per ricevere prestazioni di ogni livello. Lo rileva l'analisi della mobilità passiva ospedaliera 2021. Vediamo. Abbiamo presentato i dati della mobilità 2021. Sono dati che ci incoraggiano per 2 motivi. Il primo, la Sicilia risparmia 50 milioni di euro che prima andavano fuori regione. Qualcuno dirà, certo, nel 2021 c'era ancora il Covid. Non è così, perché nello stesso anno la Regione produce 43 milioni di euro in più di alta complessità. È frutto di una buona programmazione, ma soprattutto, lasciatemelo dire, della capacità del nostro sistema di diritto pubblico e di diritto privato di rappresentare un'offerta sanitaria di qualità.
Il privato ovviamente si integra col pubblico, il pubblico oggetto delle maggiori attenzioni come è giusto che sia, e i numeri lo dicono, perché oltre il 65% delle prestazioni vengono rese dal pubblico, circa il 30% va sul privato. Questo vuol dire che mettere insieme gli uni e gli altri fa crescere tutti e consente di restituire ai cittadini una sanità che possa dare quelle risposte che loro attendono. Restano ovviamente tante altre criticità, liste d'attesa, pronto soccorso, su quello continuiamo a lavorare, ma aver consentito alla nostra regione un risparmio finalmente così importante è un dato che consegniamo ai cittadini perché possa essere da loro valutato. Un appello a nominare la Giunta al più presto per affrontare le 1000 emergenze di Palermo e aiutare la città a rialzarsi. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, celebra la tradizionale messa del 13 luglio a Palazzo delle Aquile. Per la prima volta in prima fila ad ascoltarlo c'è il nuovo sindaco Roberto Lagalla, seduto di fianco al presidente della regione Nello Musumeci. L'omelia di Lorefice è un accorato appello a prendersi cura della città ferita, dalle bare alla povertà, dalla pulizia alla valorizzazione del patrimonio e ancora accoglienza dei migranti. Ci vuole una nuova primavera, dice Lorefice, evocando il grande assente, l'ex sindaco Leoluca Orlando. Una primavera dopo un rigido inverno, parole che suonano come un severo giudizio sull'amministrazione uscente. Poi un appello a tutti i cittadini: indossate le mascherine, i contagi di Covid sono in aumento, dice, proteggiamoci e non mettiamo a rischio i nostri ospedali. Qualcuno nei giorni scorsi ha tentato di staccare in piazza Edison la targa in onore del giudice Alfonso Giordano, danneggiandola con un punteruolo. Lo scorso 9 giugno l'ex sindaco Leoluca Orlando aveva intitolato il parco pubblico del quartiere a Matteotti al presidente della Corte d'Assise, che dal febbraio 1986 al dicembre 1987 ha presieduto il primo grado del maxi processo a Cosa Nostra nell'aula bunker del carcere Ucciardone costruita per l'occasione, processo che venne istituito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi morti nelle stragi di 30 anni fa. Ad accorgersi del danneggiamento sono stati i residenti che hanno avvisato le forze dell'ordine. Gli autori del danneggiamento, probabilmente disturbati dall'arrivo di qualcuno, sono riusciti a scrivere soltanto l'articolo "il". Nei prossimi giorni le forze dell'ordine visioneranno i filmati delle telecamere che inquadrano la villetta accanto a Piazza Edison nel tentativo di riconoscere gli autori dell'atto. Dopo 10 ore di Camera di Consiglio, il Tribunale di Caltanissetta, come detto nelle precedenti edizioni di questo telegiornale, ha emesso la sentenza sul depistaggio sulle indagini nella strage di Via D'Amelio, dichiarando prescritti i reati per Mario Bo e Fabrizio Mattei, assolvendo Michele Ribaudo. Il pronunciamento ha però provocato una lunga scia di polemiche. Premesso che tutte le sentenze vanno rispettate e che soprattutto in casi così complessi è fondamentale leggere le motivazioni, come sorella di Giovanni Falcone e come cittadina italiana provo una forte amarezza, perché ancora una volta ci è stata negata la verità piena su uno dei fatti più inquietanti della storia della Repubblica. Così Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia Capaci, secondo quanto riporta l'agenzia di Re. La prescrizione è sempre una sconfitta per la giustizia che, specie in processi tanto delicati, evidentemente non è riuscita ad agire con la celerità che avrebbe dovuto avere. Prosegue ancora. Dal dispositivo che asserisce l'esistenza del depistaggio e la responsabilità di 2 dei 3 imputati emerge comunque la conferma dell'impianto della Procura di Caltanissetta, che con un lavoro coraggioso e scrupoloso ha fatto luce su anni di trame e inquinamenti investigativi. Questa sentenza, conclude ancora Maria Falcone, arriva ad una settimana dal 30° anniversario della strage di Via D'Amelio, che ancora una volta vedrà i familiari di Paolo Borsellino, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza, in attesa della verità. L'accusa nei confronti dei 3 poliziotti era quella di concorso in calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, contribuendo a costruire il falso pentito. Vincenzo Scarantino, dichiara invece Giuseppe Ciminnisi, coordinatore nazionale dei familiari di vittime innocenti di mafia dell'associazione I Cittadini contro le mafie e la corruzione.
Non entro nel merito della sentenza, che certamente ha le sue motivazioni, ma trascorsi 30 anni dalla strage nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e componenti della sua scorta, non mi rimane che prendere atto di una giustizia che su quell'evento non c'è stata e non potrà mai esserci, di una verità che emerge in maniera soltanto parziale, che non spiega ancora la genesi della strage. A nome mio e dei familiari di vittime innocenti di mafia che rappresento, nell'associazione di cui mi onoro di far parte, esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime della strage di Via D'Amelio. Al comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Messina l'incontro tra la senatrice Barbara Floridia e i giornalisti, appuntamento durante il quale il sottosegretario ha parlato della sua candidatura alle prossime primarie. C'è il servizio. Un esperimento di democrazia è un esercizio che facciamo insieme tutto il campo progressista per decidere chi potrà governare questa regione e chi potrà candidarsi per gestire la coalizione. Io credo che sia davvero un'occasione per tutti i siciliani e per tutti coloro che, compreso i ragazzi che hanno già compiuto i 16 anni, vogliono partecipare a questo momento democratico. Che peso state dando al progetto politico di Sicilia Vera, alla candidatura di Caterino De Luca, intenzionato a diventare sindaco di Sicilia? Ha detto nei giorni scorsi chi immagina che io prendo voti soltanto al centrodestra si illude, io riuscirò a pescare anche nel centrosinistra. Guardi, io mi occupo di me e del mio campo progressista. È chiaro che un sindaco che ha abbandonato la propria città e poi vuole fare il sindaco dei siciliani, penso che questo, i siciliani di questo dovrebbero tenerne conto. La vostra posizione sul ponte sullo stretto, se ne è parlato in questi giorni? Guardi, mi avete aspettato per mezz'ora perché io vengo da Venetico e non avevo calcolato bene i tempi e ci sono stata praticamente un'ora per arrivare a Messina, per cui nulla è un tabù, perché chiaramente va valutato ogni cosa, anche il progresso tecnologico delle nuove realtà, diciamo, di costruzione e di realizzazione. Quindi in astratto si può parlare di tutto, ma per favore prima sistemiamo le strade, parliamo di CAS e poi parleremo di tutto il resto. Nel campo progressista, ecco perché gli elettori dovrebbero scegliere lei piuttosto che la Chinnici o Fava? Perché ho fatto già esperienza di governo in coalizione, perché ho una recente esperienza di condivisione di obiettivi con altre forze politiche, soprattutto con le forze politiche con le quali mi sto presentando alle regionali. Questa è un'esperienza che gli altri non hanno e mi permetta anche. Faccio politica da meno tempo, sono più concreta, vengo dalla vita reale, conosco più direttamente i problemi dei cittadini e forse è il caso, certamente con la Chinnici e Fava come alleati, chiaramente, ma forse è il caso che a governare una regione sia chi questa regione l'ha vissuta da cittadina semplice anche. La regione siciliana, come è noto, ha prestato 10 milioni di euro all'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, al fine di consentire l'inizio delle attività di gestione. In 5 anni sarebbero i comuni consorziati a restituire il prestito alla regione. Ebbene, finora solo 13 comuni sui 33 consorziati hanno presentato le istanze di erogazione delle somme. Si tratta di Agrigento, Caltabellotta, Campobello di Licata, Castrofilippo, Grotte, Ioppolo Giancazio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana e San Biagio Platani. E dei 13 solo 10 hanno provveduto a effettuare il trasferimento delle somme ad AICA, ovvero mancano all'appello Montallegro, Raffadali e Siculiana. L'AICA ha ricevuto al momento esattamente 2.365.132 euro a fronte del prestito di 10 milioni di euro. I comuni di Sciacca e Favara hanno già adottato le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del piano di rientro, così come previsto dalla legge regionale, però non hanno ancora provveduto di conseguenza. Il presidente dell'Assemblea dell'AICA, ossia il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha invitato i comuni inadempienti a procedere, altrimenti, come già diffidato dalla regione, saranno disimpegnate le somme. Per la prima volta nella storia Calatafimi si dota dello schema regolatore di convergenza totalmente adeguato alle normative ARERA, alle normative nazionali e alle normative europee, validato dall'Assemblea Ati Idrico, permette di fare delle giuste e adeguate tariffazioni su tutto ciò che riguarda
l'idrico, quindi l'approvvigionamento idrico. Calatafimi ha vissuto la sua storia su un sistema errato che era quello di un consumo a forfait. Sin dal 2021, con il nuovo regolamento approvato dal commissario straordinario e con i contratti che di conseguenza dovevano essere stipulati, esattamente a quello che si consuma. È quello che prevede la legge. Noi abbiamo seguito tutta la procedura ARERA, l'abbiamo approvato di giunta, l'abbiamo fatto approvare e validato in assemblea dei sindaci e infine è stato approvato anche dal Consiglio Comunale. Ci permette di tenere a sicuro ciò che sono le entrate, a sicuro di contenziosi. I cittadini non hanno più nessun motivo di cercare l'appiglio burocratico o formale per evitare di pagare la tassa che è il consumo dell'acqua. A 4 titolari di negozi della provincia di Caltanissetta è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale. Gli sono contestati numerosi episodi di truffa aggravata commessa ai danni dell'INPS in concorso materiale e morale con oltre 100 soggetti, cittadini italiani ed extracomunitari, tutti percettori del reddito di cittadinanza. Tali percettori, attualmente indagati dopo aver ricevuto l'accredito del sussidio sulla propria carta, si sarebbero recati nei compiacenti negozi dove, simulando inesistenti acquisti di beni, avrebbero convertito in denaro ampia parte del sussidio. In cambio i commercianti avrebbero trattenuto una percentuale della stessa somma. Le presunte transazioni fittizie nell'arco di soli 3 mesi sarebbero stati pari a 125.740 euro. Le indagini sono state avviate nel giugno del 2021 e la polizia ha effettuato anche delle videoregistrazioni nei negozi e poi accertamenti negli uffici competenti tra INPS, Poste e banche per riscontrare le movimentazioni economiche dei titolari degli esercizi commerciali dei soggetti percettori del reddito di cittadinanza. In particolare sono state registrate immagini dei percettori del sussidio che nelle giornate di accredito e in quelle immediatamente successive sono usciti dai negozi senza apparentemente aver acquistato nulla e in alcuni casi con banconote o carte di pagamento elettronico tra le mani. Nel corso delle perquisizioni nei negozi sono state sequestrate carte di reddito di cittadinanza appartenenti a vari soggetti. I carabinieri della compagnia di Sciacca, coordinati dalla locale procura in collaborazione con i colleghi di Palermo, Alcamo e Mazzara del Valle, hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari a carico dei presunti componenti di una banda specializzata in furti di pregiate maioliche per pavimenti, prodotte tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento da varie scuole di ceramiche siciliane. Sono state ritrovate a casa di Giuseppe Mancia, 40 anni, originario di Salemi, decine di maioliche, vasi di terracotta, candelabri e altri oggetti adesso sotto esame. L'indagine è stata avviata a seguito delle denunce presentate dai proprietari di alcune antiche abitazioni tra Ribera, la Valle del Belice e dall'arresto lo scorso aprile di Tonino Giordano, 30 anni, e Antonino Grassia, 39 anni, entrambi di Sciacca, sorpresi a rubare in una villetta una pavimentazione in maioliche decorate a mano. Altre indagini sono in corso lungo la pista della ricettazione. Innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, dopo la scelta del rito abbreviato, è stato avviato il giudizio abbreviato a carico di Pietro Gucciardo, 37 anni, di Agrigento, imputato di omicidio stradale a seguito della morte di un carabiniere di 25 anni, Davide Ciulla, in servizio alla tenenza di Ribera, vittima di un incidente stradale l'8 maggio del 2021, lungo la strada statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea. Gucciardo avrebbe effettuato un sorpasso azzardato e a velocità elevata e nel frangente di una svolta improvvisa avrebbe travolto in pieno la moto condotta dal militare. Il Tribunale di Sciacca ha inflitto 9 mesi di reclusione, pena sospesa, a una donna di 32 anni, Valentina M., queste le iniziali del cognome di Luca Siculo, imputata di essersi allontanata da Sciacca conducendo con sé la figlia di 3 anni senza il consenso dell'ex compagno.
originario di Bivona. Nel 2015 la coppia si separa, lei ritorna da Sciacca a Luccasicula insieme con la figlia piccola. Il padre, che non sarebbe stato informato, si è rivolto all'autorità giudiziaria. Sono ben 25 le contravvenzioni elevate nell'arco di pochi minuti ad Agrigento ad opera degli agenti della Polizia Municipale fra Piazzale Aldo Moro, Porta di Ponte e Via Atenea. Auto sulle strisce blu senza parcarte, parcheggiate nei posti disabili, in divieto di sosta e lungo il salotto della città ad orari di apertura dei negozi. Tra le auto multate anche una Maserati che è stata contravvenzionata per l'8ª volta in circa 2 mesi, lasciata in divieto di sosta. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Estate siculianese, inaugurato il mercato di Calat, un luogo davanti al mare dove trovare prodotti tipici e artigianato originale. Vediamo. Il borgo marinaro di Siculiana Marina rivive, si riempie di tanti espositori che sono qui per far vedere le cose che sanno fare, le cose che sanno realizzare, i prodotti del territorio, ed è anche un'occasione di incontro soprattutto. Ci sono diverse serate previste qui nel borgo. Questa sera iniziamo con un ricordo di De André e naturalmente poi c'è il Borgo Antico dove inizieremo invece il percorso d'arte. Il giorno 16 si inaugura l'Agora dell'Arte con diversi artisti che espongono in tutta la piazza nel centro storico. Il giorno 23 invece inauguriamo lo sposalizio benedetto di Costanza Brancaleone e Doria. Un'estate che tiene conto sia del divertimento, della musica, dell'arte, ma anche della memoria attraverso l'evocazione storica. Per noi è fondamentale, noi siamo la città degli sposi e lo siamo attraverso il recupero di un'identità che ci appartiene e quindi la riproponiamo in chiave moderna. Siculiana Marina è un posto da vivere, da visitare, dal mare con le sue bellissime spiagge al centro storico per un turismo che noi vogliamo proporre sempre più di qualità. Io mi occupo degli eventi, quindi in questo caso, visto che c'è anche l'inaugurazione della città degli sposi, perché non portare appunto le partecipazioni? Il set, quello che riguarda la wedding pochette per la chiesa. Quest'anno abbiamo voluto realizzare in studio una linea di gadget che mancavano appunto per tutti coloro che venivano a visitare Siculiana e soprattutto che hanno Siculiana nel cuore. Infatti il tema principale, a parte essere Siculiana con le sue bellezze, è appunto l'Op Siculiana. Quindi in tutte le stampe, così come anche Torre Salsa e tutto il resto, sono delle immagini molto belle, lineari, dove appunto il senso delle immagini sono le caratteristiche di ogni singola spiaggia. Per esempio per Torre Salsa gli uccelli migratori, la tartaruga, la marma bianca, che noi abbiamo grandi caratteristiche, in pochi conoscono, quindi la nostra dama bianca di Torre Salsa, quindi I Love Torre Salsa in Siculiana, così come Siculiana Marina. Questo è il secondo anno che siamo a Siculiana Marina, ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale. Abbiamo portato tutto ciò che produce la nostra azienda, iniziando dai formaggi, tutti i prodotti caseari, lo yogurt, lo stracchino, l'ubriaco e quant'altro, e poi i prodotti agricoli a chilometro zero, e la pasta, la farina, il tutto prodotto dalla nostra azienda. Vi aspettiamo fino al fine agosto. Sono questi momenti che permettono di avvicinare le persone ai libri e quindi alla lettura, perché è fondamentale intervenire in maniera diretta, cioè l'editoria che va diciamo in mezzo alla gente. Ecco, questo credo che sia una delle cose più importanti, per cui a me piace partecipare agli eventi che si fanno nelle diverse realtà, proprio perché attraverso il contatto diretto con le persone con cui si discute, con cui si parla, si può inculcare l'amore per la lettura, l'amore per i libri e per la cultura. Ad Agrigento torna il Festival del Giallo, 3 giorni dedicati ai gialli di maggiore successo con 9 grandi autori. Arturo Cantella. Presidente, un'iniziativa sicuramente interessante, il secondo Festival Giallo Agrigento Noir, cui l'Equa dà il giusto valorizzazione e patrocinio. Sì, siamo stati particolarmente lieti di accogliere questo invito.
perché crediamo nell'impegno culturale, nell'impegno letterario, e questa iniziativa è sicuramente particolarmente lodevole. Ha ottenuto un eccellente risultato lo scorso anno, siamo fermamente convinti che anche quest'anno si imporrà nel panorama letterario delle manifestazioni culturali siciliane, non solo agrigentine, per la sua peculiarità. Siamo particolarmente lieti di aver aderito e confidiamo nell'impegno di tutti coloro i quali sono stati coinvolti e principalmente nella presenza di pubblico, perché si tratta di un filone letterario non solo interessante, ma con beni artistiche particolarmente rilevanti. Quest'anno il Comune di Agrigento ospita in uno dei palazzi più prestigiosi agrigentini, il Collegio dei Filippini, il secondo Festival di Agrigento Noir, una grande rassegna culturale che vedrà tantissimi ospiti e tanti autori di libri gialli. Siamo lieti, siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento e inserirlo anche in quelle che sono le manifestazioni, il calendario delle nostre manifestazioni estive. Infatti Agrigento Noir è inserito anche all'interno della rassegna delle manifestazioni d'estate, destinazione Agrigento, per il quale a breve verrà presentato il calendario di tutti gli appuntamenti da qui a fine estate inoltrata, e quindi è nostro dovere, nostro compito sponsorizzare, valorizzare e promuovere questi grandi eventi che sono anche di interesse culturale, e perché sappiamo pure che Agrigento Noir è stato inserito tra i progetti che andranno a compiere gli atti per la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura. Coordinerò le letture durante le 3 serate di Agrigento Noir insieme a Salvo Di Caro. Io e Salvo siamo davvero orgogliosi di poter far parte intanto di questo meraviglioso team che è quello di Agrigento Noir e di portare ad Agrigento una ventata di novità, di cultura allo stato puro, dato che interverranno numerosi autori e scrittori di fama nazionale e internazionale che naturalmente arricchiranno queste 3 serate e che ci daranno lustro. Parliamo ora con chi fattivamente ogni giorno opera proprio con i libri. Sì, operando con i libri è venuta la curiosità di per quale motivo ad Agrigento non ci poteva essere un festival del libro giallo. In una terra che ha dato i natali a Pirandello, a Camilleri, a Sciascia, era doveroso farla. Questa mancanza si sentiva e quindi insieme a un gruppo di amici siamo riusciti a organizzare questo. Dobbiamo ringraziare degli sponsor che ci hanno permesso questa manifestazione e gli enti che l'hanno favorevolmente appoggiata dal Consorzio Universitario Agrigento al Comune di Agrigento e anche a Confartigianate, Confagricoltura, che ci danno tutti una mano d'aiuto perché l'unione fa la forza. Assessore Picarella, parliamo anche di questa iniziativa, secondo Festival del Giallo. Sì, un'interessante iniziativa che ha visto la sua prima edizione lo scorso anno, quest'anno invece si consolida con questa partecipazione in questa location eccezionale che è appunto il Collegio dei Filippini, un festival del giallo in una terra che sicuramente ha espresso i maggiori letterati della storia e che con questo segmento che si vuole prepotentemente entrare proprio nell'attività culturale della nostra città. Una manifestazione che entra di buon titolo tra le iniziative di destinazione Agrigento e naturalmente è anche una di quelle occasioni per cui i turisti in arrivo finalmente nella nostra città dopo 2 anni di pandemia possono godere non soltanto delle bellezze architettoniche della nostra città ma anche di momenti culturali importanti come appunto questo Festival del Giallo. Master della Strada degli Scrittori, il bilancio di questa edizione con il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo alle battute finali del 6° Master, possiamo fare già un bilancio di questa attività, ovviamente guardando già in prospettiva alla edizione del prossimo anno, professore Cavallaro. Sì, siamo già proiettati verso il prossimo anno al termine di un corso che ha dato dei risultati molto buoni, come dicono Alessandra Turrisi, Lidia Tilotta, Gaetano Savatteri, Stefania Auci, grandi scrittori che hanno guidato la platea degli iscritti verso la scoperta di se stessi
capaci di tirar fuori dei componimenti, delle riflessioni, degli incipit per articoli o romanzi che probabilmente, adesso li stiamo valutando, probabilmente raccoglieremo in un volume che darà il senso di questo 6º master che organizziamo come Strada degli Scrittori con Treccani Cultura e con Treccani Accademia, quindi con una scuola di alta formazione che può offrire qualche spunto, qualche speranza a chi ha partecipato a questo corso, soprattutto per un possibile inserimento nel mondo del lavoro o del volontariato legato soprattutto ai temi dei beni culturali e del turismo. Strada degli Scrittori ha in cantiere altre iniziative, magari ce ne anticipa qualcuno? Il nostro obiettivo è sempre quello di entrare nelle scuole e coinvolgere soprattutto quanti abitano lungo la Strada degli Scrittori, cioè in paesini come Racalmuto, Palma di Montechiaro, in città come Sciacca o Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, a riscoprire gli autori che sono nati in quei luoghi e che hanno trovato spunto per le loro opere letterarie che vanno conosciute da chi oggi frequenta le scuole dove cercheremo di essere presenti. Allora, Antonella Guerra, vengo da Salerno, sono stati 7 giorni molto intensi. Io volevo ringraziare l'associazione La Strada degli Scrittori e Treccani Accademia per la qualità dei contenuti. Penso che sia stata per tutti un'opportunità di riflessione, ma soprattutto riflessione interiore su quelli che sono dei temi attualissimi e che richiedono soprattutto che tutti, condividendo, mettiamo in atto delle azioni comuni per quella che è la sostenibilità. Ringrazio la città di Agrigento, il polo culturale, la location, perché tutto ha contribuito, le escursioni che sono state fatte sui luoghi della Strada degli Scrittori, tutto ha contribuito a creare in noi una nuova coscienza. Grazie a tutti. Io mi chiamo Liliana Lamaga, questa è la 3ª volta che vengo al Master della Strada degli Scrittori, perché ogni volta innanzitutto si parla di argomenti diversi, non è sempre la stessa situazione e quindi tutte le cose ci portano sempre ad ampliare i nostri pensieri, a crescere personalmente, e io lo faccio volentieri perché reputo che in questo momento storico che stiamo vivendo così complicato abbiamo proprio bisogno di docenti come quelli che sono venuti qui alla Strada degli Scrittori, che ci hanno veramente trasmesso le parole e la realtà per com'è, non per come magari ce l'hanno mostrato diversamente. Quindi io vengo da Castrofilippo, quindi sono sempre qui in provincia di Agrigento. I luoghi che ci hanno fatto visitare ovviamente li conoscevo, ma con la Strada degli Scrittori ho potuto conoscere delle sfumature che da sola ovviamente non avevo magari notato. Sono da chapeau, in vero senso della parola. Certamente delle nuove consapevolezze. Durante questo corso sono stati approfonditi tanti temi, fra i quali in primo luogo l'ecologia, la sostenibilità economica. Certamente anche il livello e la qualità dei professori è stato altissimo, di una preparazione molto elevata, e gli spunti anche per me, che ho un curriculum economico, devo dire sono tanti, certamente per una crescita professionale ma soprattutto personale. Ecco, oggi siamo al termine di questo 6º Master della Scrittura. La vostra azienda, la Treccani, l'ha fatta da padrone a sostenere fattivamente questa iniziativa. Ecco, possiamo fare un consuntivo di questa edizione, magari dando già un occhio alla prossima? Questa nuova edizione del Master si è arricchita con la presenza anche di Treccani Accademia, che ha posto l'accento non solo sui temi legati prettamente al mondo della scrittura, ma a collegare le competenze legate al saper scrivere con il mondo del lavoro, e questo ha portato ad arricchire il panel dei docenti con personaggi che arrivavano anche dal mondo delle imprese, che hanno saputo quindi trasferire quelle competenze necessarie e utili per poter parlare di sostenibilità collegata non solo al saper scrivere, ma anche alle missioni in termini di responsabilità sociale, comunicazione e organizzazione che vengono richieste nel mondo del lavoro. Si guarda già alla prossima magari? Iniziamo a ragionarci e sicuramente seguiremo il filone che porterà a declinare la capacità di scrittura collegandola a delle parole che possano poi trasferire competenze e conoscenze utili anche per inserirsi nel mondo del lavoro. Angelo Cutaia e Salvatore Picone scrivono un libro
che per la prima volta raccoglie notizie e documenti sul Cero dei Borghesi e la presa della bandiera, uno dei momenti caratteristici dei festeggiamenti dedicati alla compatrona di Racalmuto, Arturo Cantella. Salvatore Picone, collega, ha presentato questo libro qualche giorno fa a Racalmuto, i Burgisi. Approfittiamo di questo momento per parlarne. Cosa parla il libro e che messaggio lancia a chi lo legge? Allora, il libro scritto con Angelo Cutaia racconta la storia del Cilio dei Burgisi, della festa della Madonna del Monte di Racalmuto. È il cero che tutti conosciamo per la grande battaglia per conquistare la bandiera con l'effigie della Madonna, ricamata o pittata. È una storia straordinaria che inizia, pensate un po', dalla fine del Seicento e arriva fino ai giorni nostri. I Burgisi è la categoria dei proprietari terrieri che lavorano la propria terra o terra altrui e che a Racalmuto, assieme ad altre corporazioni, i venditori di olio, i venditori di ceci e semenza, da sempre, da secoli offrono alla Madonna non solo il proprio raccolto ma proprio la cera, la luce che collega la terra e il cielo. Infatti il libro si intitola appunto Burgisi, il Cilio e le bandiere tra terra e cielo ed edito dall'associazione che riunisce i Burgisi di Racalmuto. Tra l'altro in concomitanza proprio con la festa che in questi giorni è in atto a Racalmuto. Sì, i 3 giorni importanti sono conclusi domenica, in questa settimana ci sono altre iniziative collaterali. Ieri sera per esempio è stato presentato il nuovo cero dedicato agli emigrati, ai tanti emigrati racalmutesi, con una bellissima iniziativa dell'associazione Vivi Racalmuto e di Giancarlo Matteliano. Un altro cero quindi si aggiunge alla storia e alla tradizione della festa della Madonna del Monte, ovviamente quello dei Burgisi, di cui appunto tratta questo libro, che raccoglie anche tantissime fotografie e tutte le bandiere che durante l'anno si possono ammirare dentro una sala del Castello Chiaramontano di Racalmuto. Basket, parliamo della Fortitudo, protagonisti di un'annata storica, entrambi, Chiarastella e Costi, hanno meritato il palcoscenico della Serie 2 e sono pronti a dare spettacolo ancora una volta con la Fortitudo Agrigento. Il capitano Albano Chiarastella e l'ala Cosimo Costi sono stati infatti confermati per la stagione 2022-2023. Per l'argentino sarà la 10ª stagione complessiva in biancazzurro, segnata da una pausa biennale a Biella. Il simbolo della Fortitudo Agrigento e capitano indiscusso ha vissuto da protagonista il ritorno in Serie 2 nonostante la paura e gli infortuni al braccio che gli hanno impedito di giocare la finalissima. Chiarastella alla soglia dei 37 anni non perde grinta e entusiasmo e senza infortuni rimane una forza incredibile per la difesa agrigentina. Terza stagione per la giovane promessa Cosimo Costi. Nelle 2 precedenti ha dimostrato di valere ampiamente la Serie 2 ed ha un grande potenziale, sempre presente nelle partite che contavano. Saluta la Fortitudo invece l'argentino Santiago Bruno. La società lo ringrazia per il lavoro svolto, per i risultati ottenuti e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera. Il primo scoglio è stato superato per la domanda di ammissione in Serie D. L'Akragas c'è, infatti è arrivato il parere positivo. Domani, 15 luglio, invece verrà resa nota la graduatoria dei ripescaggi, cioè la prima scrematura. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.